lungo e intenso confronto ieri sera a Roma tra il ministro per gli affari europei Raffaele Fitto e il presidente della regione siciliana Renato Schifani sull'impostazione del prossimo accordo che assegnerà all'isola risorse per circa 7 miliardi di euro dal Fondo di sviluppo e di coesione, al netto di 1,3 miliardi di euro già previsti dalla legge per il ponte sullo Stretto di Messina e degli altri 800 milioni per la realizzazione dei termovalorizzatori. Le risorse saranno destinate a investimenti infrastrutturali significativi e strategici nei settori dei trasporti, dell'ambiente e valorizzare la quota dei finanziamenti europei. La Regione nei prossimi giorni definirà compiutamente la propria proposta e la sottoporrà nel più breve tempo possibile ai pareri parlamentari, successivamente al confronto con le pubbliche amministrazioni centrali, un percorso che consentirà di disegnare la programmazione delle risorse del Fondo coesione destinate alla Sicilia in coerenza con il nuovo assetto ordinamentale introdotto con il decreto Sud e Coesione, che prevede un processo di condivisione tra il governo regionale e quello nazionale. Stiamo lavorando insieme, hanno dichiarato il ministro Fitto e il presidente Schifani, per assicurare una rapida conclusione della fase di programmazione delle risorse e avviare la realizzazione di interventi strategici per tutto il territorio siciliano.